Nel campionato di promozione Girone A restano da giocare appena 3 giornate e la lotta per il salto di categoria si fa sempre più frenetica. In corso la Folgore, che si trova in vetta alla graduatoria, inseguita a 3 punti dalla coppia Camarat-Fulgatore, mentre appena a 2 punti sotto c'è l'Accademia Trapani. Un finale incandescente che propone proprio domenica prossima la partitissima Folgore-Camarat, che vale appunto una stagione. La sfida in programma al Paolo Marino di Castelvetrano e i tifosi di Fede Camaretese sono in fermento per seguire numerosi la squadra del cuore, che potrebbe decidere il risultato che ne verrà fuori, le sorti di un intero campionato. Lo scorso turno, invece, la Folgore è andata a vincere fuori casa a San Vito Lo Capo con il risultato di 0-3. Pronta la risposta del Camarat, che ha invece superato i cugini del Gemini nel derby infracittadino, si può dire, grazie ad una rete dello scatenato Marchica. E domenica match clou appunto Folgore Camarat, mentre il Fulgatore giocherà in casa con il Città di Carine. Riposa questo turno l'Accademia Trapani. Per quanto riguarda invece il Gemini e il Casteltermini si profila uno spareggio salvezza nei play-out. Non è stata una buona stagione per entrambi, tutto si deciderà in occasione di questa coda supplementare di stagione. La classifica attualmente vede la Folgore Castelvetrano con 46 punti, il Fulgatore Camarat 43, mentre l'Accademia Trapani ne ha di punti 41. Più sotto c'è il San Vito Lo Capo con 39, poi segue il Partinico Audace con 36, Alba Alcamo 31, Città di Carini 29 insieme alla Iccarese e poi c'è la zona bassa della classifica che è imbelegata per i play-out, vale a dire il Gemini con 25 e il Casteltermini con 22. Il Petrosino Marsala invece è dentro i play-out con i 18 punti appena in classifica, mentre è retrocesso matematicamente il Marsala. Ma vediamo un po' di analizzare quale sarà il prossimo turno. Alba e Alcamo Petrosino Marsala, Folgore Castelvetrano Camarat, Marsala Casteltermini, Fulgatore Città di Carini, Gemini Partinico Audace, Iccarese Città di San Vito Lo Capo e riposa in questo turno l'Accademia Trapani.